Se anche tu non riesci a stare seduto per 3 minuti senza fare assolutamente nulla, senza cellulare, senza libro, senza parlare, semplicemente chiudendo gli occhi e liberando la mente. Se questo per te è difficile, la meditazione vipassana può essere un qualcosa che ti può interessare, perché mi ha cambiato la vita. Sono 10 giorni di meditazione che vorrei condividere con te, perché potrebbe un giorno passarti per la mente di provare questo metodo e magari avere gli stessi benefici che ho avuto io. Chi sono io per dirti questo? Io sono Alessio Veneziano, fisioterapista, fondatore di Veneziano Therapy. Io mi occupo di aiutare persone che soffrono di dolori persistenti. Dal 2021 ho aiutato più di un centinaio di persone tra l'online e di persona a ritornare a stare bene attraverso appunto metodi meditativi e approcci psicologici al dolore. Sicuramente la meditazione vipassana mi ha dato molto, da quel giorno la mia vita è cambiata. Vorrei che questo potesse succedere anche per te e magari capire se un giorno vorrai provarla sulla tua pelle. Di cosa si tratta la meditazione vipassana? Sono 10 giorni di meditazione in un retreat che io ho fatto in Nuova Zelanda. Sono 10 ore al giorno di meditazione, ovviamente scaglionate, non sono 10 ore di fila, dove non ci sono assolutamente stimoli alcuni, ovvero non puoi leggere, non puoi avere il cellulare tra le mani, non puoi avere un libro, non puoi fare yoga, ti viene tolto qualsiasi cosa. Tu sei in una stanza singola dove potrai solo meditare e dormire o magari guardare il soffitto. So che sembra strano, sembra una cosa ovviamente inusuale, che forse pochissime persone provano, ma mi ha cambiato la vita e vorrei farti capire com'è stato il mio percorso dal giorno 1 al giorno 10. Non voglio dire che lo devono fare tutti, però voglio darti la mia opinione per come poi conosco il corpo e la mente, per come probabilmente uso oggi i miei strumenti per aiutare quindi anche le persone che soffrono di dolori cronici. Quando dicono stimoli, non stimoli, cioè non si può leggere, non si può scrivere, non si può fare nulla se non meditare e mangiare. Ovviamente non ero l'unica persona nel retreat, c'erano altre persone, ma non ci era stato concesso di guardarci negli occhi. Ovviamente sono regole che uno può seguire come non seguire, ma se non le segui sei fuori dalla cerchia, non puoi stare nel retreat, quindi hai violato le regole. Nei primi 4 giorni, che sono ovviamente i più intensi, la meditazione è semplicemente una meditazione mirata al respiro, ovvero per 4 giorni, 10 ore al giorno, facciamo un respiro semplicemente con il naso, espiriamo, inspiriamo dal naso e ci concentriamo unicamente su un triangolo che si trova tra il naso e il labbro superiore. Questo per 10 ore al giorno, 4 giorni. Ovviamente la maggior parte delle persone il terzo, il quarto giorno va e impazzisce. Io sono impazzito il quarto giorno, dove non riuscivo a capire perché ero lì. Il mio ego mi diceva non devi stare qui, non hai bisogno di stare qua, però dicevo ma questa è una cosa che succede una volta nella vita, probabilmente, che io sono per 10 giorni in un posto a fare solo questo. Tra l'altro il retreat era molto molto bello e vi dirò magari poi dove si trova se volete fare questa esperienza. Tra l'altro i retreat si trovano ovunque nel mondo. In Italia mi sembra che ci sia a Roma o ci siano 2 o 3 retreat, probabilmente uno è a Roma, però devo verificare. I primi 4 giorni si fa questa meditazione pura, quindi mirata al respiro. Gli altri, dal quinto giorno al 10º, la meditazione è semplicemente un body scan. Nel mio canale troverete dei body scan sicuramente disponibili, gratuiti, dove si scannerizza il corpo dalla testa ai piedi in ogni minima porzione, e questo fa sì che il cervello, questo lo dico in termini magari neuroscientifici, per come io ho studiato il cervello e la meditazione, questa scansione fa sì che si resettano in un certo modo i segnali che il corpo dà al cervello.
fammi passare il termine reset, perché anche il dolore può essere resettato, quindi quando sei seduto per 10 ore al giorno, sicuramente da qualche parte avrai del dolore. Il dolore già solo per sederti, gambe incrociate. E questi stimoli, questa scansione di 10 ore al giorno fa sì che dovrebbe, in teoria, liberare i karma, liberare quei karma che sono stati accumulati dentro il tuo corpo, che ti portano a distogliere sempre l'attenzione dal momento presente. Quindi questa scansione ti aiuterà a rimanere concentrato in un qualcosa che sia il tuo corpo e il tuo respiro. Nei primi 4 giorni mi sono dimenticato di dirti che puoi muoverti, puoi cambiare posizione mentre che sei seduto, però non puoi ovviamente alzarti, devi stare seduto, puoi stare magari sulle ginocchia, puoi stare sul sedere. Dal quinto giorno al 10° non è concesso muoversi. Questo ovviamente è molto difficile, ma fa parte della meditazione. Tu qua in questo momento sei molto più centrato su te stesso, sul tuo respiro, su dove sei. A volte perdi anche la concezione di dove ti trovi, a volte ti addormenti. Sicuramente in 10 giorni non diventi Buddha e non diventi un monaco, nel senso che sicuramente in tutti i giorni è difficile stare lì seduto e meditare. In ogni giorno, questo è stato il mio giorno critico, io volevo andare assolutamente via, vado assolutamente via, però ogni giorno dicevo è il giorno buono per provare ancora una volta. Ci vuole molta determinazione, quello che ho imparato, quindi i benefici, che poi alla fine sono questi i motivi per cui io potrei dirti di provare questa meditazione vipassana, soprattutto se soffri di dolori cronici, perché io intorno al 7° e all'8° giorno, se non ricordo male, erano giorni in cui ho capito che il dolore era un qualcosa di artefatto, che era un qualcosa comandato dal cervello, perché ogni volta che io sentivo dolore a causa di una posizione scomoda, perché ovviamente sei scomodo e sei seduto sul terreno, su un qualcosa che non è il divano, ma anche se tu fossi seduto 10 ore sul divano saresti scomodo anche lì. Ho capito che la mente poteva creare il dolore, quindi questi benefici sono sicuramente stati sul dolore, quindi capire che l'ansia, il dolore, qualsiasi sintomo corporeo è artefatto, quindi ridurre e avere una chiarezza mentale, Dopo il 10° giorno, sicuramente il 10° giorno è stranissimo, perché per questi giorni qua tu non puoi parlare, non puoi usare la tua voce, a meno che non la puoi usare con un supervisor che che è lì a disposizione se qualcosa va male, o se vuoi veramente andare via, devi parlare ovviamente. Ma questa chiarezza mentale c'è, è come se tu togliessi tanti strati da questa cipolla che sei tu, però a ogni strato che togli ce n'è sempre uno sotto, quindi anche se arrivi il 10° giorno sicuramente sarai più calmo del primo, perché hai trovato che questa riduzione del rumore, i benefici rumore, chiarezza mentale, dolore giù, questi sono veramente i benefici che io ho sperimentato, quel rumore mentale, ovvero quella sensazione che c'è sempre qualcosa che ronzia nella tua testa, se si può dire ronzia, non lo so se si può dire, ma questa chiarezza mentale, questo rumore, questo dolore fanno sì che entri in una sorta di liberazione e stai finalmente nel presente, perché questo è il problema di molti di noi che soffrono di dolori persistenti, che il dolore è una distrazione, ed è una distrazione per non farti trovare il tuo centro. Se tu trovi il tuo centro attraverso la meditazione, capisci che in quel centro non c'è dolore. Lo so che sembra difficile adesso da capire, però questi 10 giorni ti fanno capire come la tua mente e il tuo corpo funziona. Io ho fatto questi 10 giorni perché volevo capire come si meditava, era il 2018 circa. Da quel giorno ho capito come si meditava, ma quello che non avevo capito è che questa totalmente la vita è sia, diciamo, privata che professionale, perché oggi uso la meditazione per guarire e curare il dolore. Il dolore ovviamente è persistente
noci plastico, quello creato dal cervello e perpetuato dal cervello. Se non sai se questa meditazione può essere al caso tuo, se puoi curare la meditazione del dolore attraverso la meditazione, guarda il link in descrizione perché trovi delle risorse aggiuntive. Ti metterò in descrizione anche magari il retreat che ho fatto, a cui ho partecipato in Nuova Zelanda. E tra un'altra cosa che voglio dirti, questo è un percorso totalmente gratuito o offerta libera, quindi non pensare che tu debba spendere migliaia di euro per questo, probabilmente sono i 10 giorni migliori che puoi spendere come terapia del dolore, perché sono a offerta libera e non devi andare in Nuova Zelanda per farlo, perché sicuramente in Italia si può fare, magari anche di fianco nella zona in cui ti trovi c'è un centro, un retreat Vipassana. Basta che scrivi su Google Vipassana Retreat e vedi in tutto il mondo dove si trovano. Spero che questa testimonianza ti abbia almeno fatto capire qualcosa in più sulla meditazione, ha fatto capire che puoi abbassare il dolore, puoi abbassare il rumore che c'è dentro la tua testa e puoi avere quindi più chiarezza mentale. Se vuoi provare tra l'altro una meditazione di 5-10 minuti guidata, guarda il mio canale YouTube perché ne trovi veramente diverse. Per adesso è tutto, ti lascio ad uno dei video che potrebbe interessarti di guardare dopo. Ci vediamo alla prossima, al video successivo. Ciao, a presto.